La dottoressa Vera Slepoi è morta o per un'ischemia o per un'aritmia cardiaca in forma acuta. Questo quello che ha stabilito l'autopsia eseguita su incarico della Procura di Padova, che aveva aperto un'inchiesta dopo l'esposto fatto dai familiari della psicoterapeuta che volevano chiarezza e verità sulla morte improvvisa della loro cara. La dottoressa Vera Slepoi, 70 anni, è morta improvvisamente lo scorso 21 giugno. È stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Padova dalla collaboratrice domestica. La sera prima aveva partecipato a una cena del Lions Club e anche nei giorni precedenti non aveva lamentato particolari problemi di salute. Un mese prima si era sottoposta a delle infiltrazioni per curare un problema al menisco. L'autopsia ha escluso che i farmaci prescritti abbiano avuto qualche ruolo nella morte della psicoterapeuta, molto nota anche per il suo impegno politico. La morte, dunque, secondo il medico legale, è stata determinata da problemi cardiaci. Il cuore della psicoterapeuta presentava delle variazioni di natura anatomica che hanno aumentato il rischio di morte improvvisa.